la finestra in alto a destra, quella di fianco. Io sentivo, non lo so se stiamo facendo merda, ma in alto a destra, quella di fianco, guardate. Quando hai bisogno di una musica buona, guarda, alla radio non te la danno mai. Ti aiutano sicuramente, eh? Mamma mia. Beh, siete pronti per questa scampagnata? Sempre, un po' d'ansia. Ci arriviamo. La pioggia copre questo piangere. Raggio di sole. Fa paura degli ammalati. Ci mancavano solo le Negramaro. No, poi a noi le pezze più. Sì. Ah, era Giuliano San Giorgi da solo? Mettetevi sempre davanti al crocifisso. Addirittura. Rinneghiamo l'orgoglio. Comunque a Mesagne c'è l'imbuto cosmico, a livello radiofonico. Ah, l'hai notato anche tu, eh? Sì, ma di solito Radio Maria e Ciccio Ricci. E Radio 102 in alcuni casi, sì. Eh sì, ovviamente. Poi in base a come ti orienti, vedi? Da una stazione all'altra. Abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato uno? Aspetta. Ci sono dietro? Tutta l'estate mi sta dicendo andiamo alla casa infestata, andiamo. Finalmente me lo stiamo portando, eh. Perché voi lo sapete dove stiamo andando, vero? Veramente no. Non proprio. Cioè mi hanno detto che c'è una leggenda. Beh, Non lo so. leggende ne esistono tante, su questa casa ne esiste una in particolare. Questa è la casa della Vergine, dove si racconta, molti anni fa, di una ragazza, ovviamente di famiglia nobile, perché poi quando arriveremo lì vi renderete conto dello stabile, no? E quindi della ricchezza della famiglia che l'ha costruito. Questa ragazza, figlia di un nobile, ha avuto il triste destino di innamorarsi a quanto pare di uno stagliere o di qualcuno che lavorava nella sua servitù, perché poi alcune informazioni non trapelano così chiaramente. Una volta innamoratisi di quest'uomo, ovviamente per quello che era il contesto familiare non fu ben visto sia l'uomo sia il fidanzamento stesso, questo amore, dalla famiglia di lei. E il padre, considerando che comunque aveva potuto creare problemi a quelli che erano i programmi della loro famiglia, fece scomparire quest'uomo. E c'è chi racconta che non l'ha fatto scomparire neanche così dolcemente. Sembra, insomma, sia stato scuoiato vivo. Ah, è puro stile mafioso praticamente. A quanto pare sì. E quindi a questo punto salta fuori un altro dubbio, perché una volta scuoiato vivo anche lo spirito di questo ragazzo forse pervade quella zona. Successivamente la ragazza, andata in depressione per questa scelta del padre, si suicidò. Ora si apre una storia di presenza tutti e due di morte cruenta, diciamo. Ecco, sono morti. Bravo, benissimo. Di conseguenza, a quanto pare, in questi casi di morte cruenta Non riescono a rimanere in pace. Io vi sto accompagnando solo per fare una scampagnata. perché... solo curiosità, eh? No, guarda, queste storie non mi toccano proprio, cioè sono... Vedremo, magari sarà la prima sanno volta. tanto di marketing. In qualche modo. Interessante.
lo vedremo Tu lì. che dici? Non saprei. Provo a crederci, sincero. Ah, potete provando provare a Ma credere perché ti ciò piace che credere? Esatto. Cioè, mi sta coinvolgendo abbastanza. Ma Va bene, ora credete ciò che volete. Quando arriveremo sentiremo, Adesso la ragazzi. sfida. Ma guarda che meraviglia questi ulivi secolari. La Puglia. A osservare quella che è la tipica scena del No, proprio adesso no, perché abbiamo una seduta tipica da donna di strada con relativi, diciamo, Annessi. accessori. diciamo, Che storia. che storia. Il fumo dietro che si sta alzando, li stiamo facendo bianchi. Si vede? Lo vedi? Sì. Ah, tanto Mandrake non c'ha problemi. Sa già la zella. Grazie. Mettiamo così, va. Chissà come sta la dama lei stasera. La speriamo Da un po' che vestita. non la incontro, lo sapete? Magari se n'è andata. No, Non quella credo, sì, così vedo che offesa. ci stiamo arrivando. No, offesa no, non credo. Anzi, forse credo di piacerle. Ah sì? come questa Attenzione impressione? che non sono relazioni da tenere in piedi quelle con No. gli spiriti, perché c'hanno tanti fratelli. Sono pure. relazioni interdimensionali, quindi è un Fratelli, po'... parenti. A Natale è un casino quelli regali, non so. Vale a trovare tutti quest'anno. Infatti. Finita sta strada. Stiamo andando per la strada giusta, vero? Certo. Sicuro? Io mi fido di te, Pirata. Ed è giusta anche la sensazione che sia infinita. Vado? Sì. Proseguo? Vai, prosegui. Io proseguo, Ed era tu che la Rosigna Piscingigna, compositore, flautista, sassofonista, ma soprattutto Prende più manco la radio. grande divulgatore dello scioro. questo Siamo genere ancora musicale veramente in brasiliano. Italia? Bene ragazzi, adesso ci fermiamo. Questa è? Fermiamo anche le questa, riprese, poi riprenderemo una volta che il gruppo sia riunito. Molto allegro. Ok. Eccola. Io ho solo una preoccupazione, compà, mi devi dare subito un panino. Ah, pensa. Perché sto svenendo, non ho mangiato a pranzo. Questo mi fa paura. Va bene, sarà fatto. Cane? Andiamo. Sì. Bene ragazzi, siamo appena arrivati, ambientiamoci, qualcuno si sta rifocillando, Passa la uno paura. in un modo, uno in un altro. Bene ragazze, se ci raggiungete ci presentiamo, vi faccio conoscere il resto del gruppo. Lei è Martina. Ciao, piacere Fabio. E lui è Cristiano. Vabbè, sì, lo Non ci conosciamo da una vita. Manca qualcun altro? Sì. Ci siete ragazze? No. Ok, va bene. Lui è Mandrake. Sì. Piacere, Mimma. Dove sei? Torino? No, Bitanto. No, non c'è imparato. Piacere Fabio. Fabio. Perché cada? Anche voi. È tremendo. Sì. Ho l'accento di Torino. Dove? 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 Proprio lì proprio. Bene. Beh, questa è la terza. Qui abbiamo Giulia, Fabio, Piacere Fabio. Giulia. Mandrake. Giuseppe, te non siamo tutti panino. Ne manca ancora una. E tu di dove sei? Scusa? Di Milano, ma si sente. Di Brindisi, no? Ma non si capisce niente. Ciao. Ciao. Mariella. Bene. Piacere Fabio. Ciao. Giuseppe. Abbiamo completato il gruppo ragazzi. Ci siamo. Bene ragazzi, come vi ho detto prima, ora mi consegnerete la SIM del vostro cellulare, la metteremo qui. Ci divertiamo. Dopodiché, beh, mi state guardando anche voi che la sto chiudendo, la lasceremo in macchina, lontano dalla zona in cui vivremo questa esperienza. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Livello successivo. Posto. D'ora in poi
nessuno si distaccherà dal gruppo. Ora andiamo a preparare il campo base, dopodiché partiremo con le riprese. Cioè uno di voi, uno per volta, con il suo cellulare, riprenderà le scene, mentre gli altri la vivono. Per questo abbiamo pensato di farlo uno per volta. In modo tale che così tutti abbiamo... dura di più. Sì, no? Puoi cominciare tu. No, veramente volevo suonare un po' io all'inizio. Ok, ottima idea. Vabbè, comincia tu. Non c'è problema. Perfetto. Va bene. Ora seguitemi e andiamo al campo base, ragazzi. Ok? Aspetta, prendo. No, così coglioni sicuramente. Christopher. Chiamatelo come lo chiamano i miei amici, è Cristiano per gli amici coglioni. Da oggi sono Christopher. C'era Christopher Lambert e Christopher Lambert. Canzone del sole la sapete? Certo, le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi. E quella dell'alba? Vai, falla. Cantala. Siamo? Cantala. Vai, canzone, oh. Bionde trecce, gli occhi azzurri. Questa me la sta dedicando, La pizza. Questa me la sta dedicando. E l'innocenza sulle No, troppo alto. le arance ancor più rosse. Vai, batteria. E la cantina buia dove noi respiravamo piano. E l'eco delle mani dentro i no. Oh no, mi stai facendo paura. Ora passa a Gali. Silenzio un attimo. Scusa. Oh. Inquadri là, Fabio, inquadri là. Io ho detto che ho sentito un rumore. Io pure. È un quarto d'ora lo sto Perché sentendo. fate finta di non sentire quando vi dico fermi. No, io l'ho No, sentito. noi stavamo vedendo che cos'era. E che in video non si sente. Puntate. Oh raga, io ne ho approfittato e ho controllato ma non c'era niente. Rumore, Meglio non così. so di cosa. Vabbè, A saranno quanto pare. luna di Io l'ho notte, saranno, sentito. penso che saranno comunque, no? Io Animali. ho Non è sentito ancora tipo luna di dei notte, passi. ragazzi. Ve ne accorgerete quando arriverà. Dietro non c'era nulla. No, vabbè. Non è a luna. Che c'è il segnale radio. Quando è luna di notte. Ora prendiamo fuoco. Com'è che ti chiamavi tu? O scappa qualcosa. E mo? Matti. Ma tu adesso sai come ti chiami? suonare? Detto Ma Med. come si chiama quella canzone che ha fatto? Ah, Med. Io da un quarto d'ora ho capito merd. Lo giuro. Bra, sì. Cosa? Ah, di Redemption Song. Brava. All time Sì. Non la sai suonare, fai schifo. No, solamente le bionde trecce, sa. Mamma mia. Aspetta Giuseppe, ha preso un altro strumento strano. Ah, quella mica si suona. Ma questo è un aspirapolvere. Questo è un bong. Ti piacerebbe, un aspirapolvere così, bella, compatta, arrivi, aspiri. Dai, tu non hai mai studiato musica, percussioni, ritmica? Non ho mai studiato, sto. Interessante, sei Diplomato puro. con 77 all'industriale. Sei che sarebbe puro. Un 90 del classico praticamente. Stai calmo. Quindi hai fatto l'industriale. Interessante. Ti potrei montare adesso un televisore. E vai. Vado allora a Marlene, lo compro. E lo monti, Dai, chi è che vuole suonare il tamburo? Io. Vai. Mi posso sedere? Certo, io devo stare in piedi. È sempre stato il mio sogno suonare il Mandrake. Basta che mi dai un tempo. Dumbeck. C'è già Basta fatto? che mi dai un tempo. Un tempo? Questo è Nuvoloso. 4 quarti. Nuvoloso 4 quarti. 4 quarti. Che cazzo significa? O terzine. 2, 3, 4. Ah, ok, allora vai. 4 quarti. Ok. Vai. Nuvoloso, va bene, mi piace. 1, 2, 3, 4. È un ottimo inizio. È un ottimo inizio. Ok. Ma secondo te se lo sollevi dal terreno non suona di più? Bravo. Fai più? Callo industriale. Non vorrei che mi faccia Proviamo così. alla palla. Casomai ti fai male, Ho capito. Una cosa alla volta, una mano prima, fai così. Una mano. Stiamo richiamando tra l'altro con questo suono qualche figura, no? No, quello forse lo faccio io, Ah. con questo. Sì, perché poi, no, perché poi arriva e dice non mi ha rotto i palli. Quindi 4 quarti. Va bene. Vai.
C'è pure il treno, il fischio del treno fa musica. Approfittatene per fare scorregge adesso. Che classe tra l'altro, il bongo del Louis Vuitton, guarda. Ogni iperventilazione cade. Potrei stare a casa a giocare alla PlayStation. Continua, continua. Fammi un coro da stadio, dai. Temporale a me mi sta. Sei spaventato. No, c'è il vicino che sta dicendo il treno va bene ma pure in abito. Gli sbandieratori sempre. Ah, sta mixando, sta mixando. Every day and every night. Ti ricordi? La ricordo. Fantastica. Degli anni nostri, no? Guarda che piccino. 84. 83. Ma tu cugino di Antonio sei? Di Francesco. La mamma di Filomena. Modo. Ma cazzo vedi? Che piacere, Vabbè. Ti ha distrutto il comeback comunque. Sì, infatti, non se ne è accorto. Tanto su subito, 15 euro lo vendono a Pescara. Bella, bella, bella. Aspetta, pure io. Fa questo, vieni fa. Mi sto riprendendo dopo. Quando sarà il turno mio. Bella? Oh, si aggiunge. Brava, Mamma mia. Bene, vai. Finalmente ce l'ho fatta. Vai. Sì, però non mi puntate tutti le torce. Sente sotto i riflettori. Sotto le torce. Già fa caldo questo fuoco. Si sta Allora, questo spegnendo. dovrebbe essere in là. Io intanto lo metto qua. Perché Vabbè. là io sto. Ti stai arrostendo? Mi sto. Affumicando. Vieni qua, vieni. Quindi qualsiasi cosa fai sulle scale di là. Ma ti basta? No, poi mi faresti quello. Oh. Ti vuoi sedere? È quasi No, arrivato che ci stanno un il sacco di buio, pietre se le ragazzi. cerchi, Almeno non sta piovendo. Eh? Almeno non sta piovendo. A quanto pare in questo angolo di mondo no. Giù. Così stai benissimo fare. No, l'ho fatta la tana. Sì, per vero. Vedete che in qua, Marchi. Quindi si trova il momento di dire. Ma quindi carne nessuno? Carne nessuno, quindi? Ma che bello. Ma non lo volete scoprire perché? siamo Chi è la qua, più ragazzi. piccola? Lei. Lei. Quindi sei quella che ha visto di meno nel mondo. In questo Quindi potremmo cucinarla. Ti No, cuciniamo no, a te, no, mangiamo il di problema non è la più. mamma, sono le sorelle. come qui. C'è più cosa. Lei la dobbiamo spelare, a te no. Già fatto tutto. Senz'altro è la più tenera. Chi? Quando? Cosa? Lei. Dove? Chi? Ma per niente. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma dai. È solo apparenza. È uno scoiattolo. Ma fagli la testa dagli occhi. Ma Cristo.
Vai, dimmi. Butto un po' di rametti pure io, Che? Tanto quelli non servono. Io? Solo illuminazione. Sono Pirata, l'addetto alle Dimmi. Stavo osservando una cosa, non so se è il fenomeno del fumo. Ora non vedo proprio più nulla. No, non era un fenomeno del fumo. Fenomeno dell'erba sicuramente. Ogni tanto, grazie che mi riprendi fa, Ogni tanto, non dico assai. Grande Christopher. Christopher, da oggi Christopher! Ribattezzato. Attenzione al fuoco fa, Ma non volete sapere la storia di questo posto? No. Sì, sì, è vero, ma c'è la leggenda, l'acqua. Ok, credo sia arrivato il momento di raccontare. E se tutto questo fosse stato organizzato per fotterci le macchine? No? Bene ragazzi, allora io vi ho detto ben poco di ciò che mi ha spinto a chiamarvi a questa esperienza. Alzalo da 40 euro. Allora, qui ci troviamo in un posto un po' particolare, talmente particolare che a quanto pare 4 o 5 eredi per molto tempo non ne hanno voluto sapere nulla, anche perché è sempre stata così, tra virgolette, semi abbandonata. È stata vittima di molto vandalismo, in quanto comunque è abbastanza lontana dal paese, ma non troppo per essere raggiunta. Come avete visto, è una villa dell'800. A quell'epoca solo le famiglie nobili potevano permettersi un'abitazione del genere. E come ogni famiglia nobile, per poter portare avanti, quindi lavorare i campi, manutenere la struttura e poter servire i nobili, c'era tutto un organico di servitù. Infatti avete visto il piano terra, che è l'unico che abbiamo visitato, era il piano della servitù. Il piano superiore, che al momento è inaccessibile, era il piano della nobiltà. Ve lo posso solo raccontare, è meraviglioso. Ci sono delle decorazioni ancora originali, perché sono state fatte in affresco, non nell'intonaco. Ma al di là di questo, questa villa, oltre che per l'architettura, il suo fascino, mi ha richiamato per questa storia di questa ragazza, che a quanto pare è la protagonista della leggenda che io ho sentito qui sul territorio. Questa ragazza, una delle figlie di questo nobile, diciamo che aveva avuto la sfortuna di innamorarsi della persona sbagliata, perché si era innamorata di uno della servitù. Non si sa bene se fosse uno stalliere o qualche altra figura. Questo destò molta preoccupazione all'interno della famiglia, perché all'epoca gli equilibri erano sottili e quindi non si accettava che una nobile potesse sposare o potesse avere una storia d'amore con uno della servitù. Al che il padre, senza assolutamente pensarci due volte, prese un provvedimento che poi ha determinato tutto il resto della storia, perché ha fatto scomparire quest'uomo e a quanto pare l'abbia torturato, no? Sembra che l'abbia torturato, spogliato vivo, perché aveva infranto una delle regole, no? Delle classi sociali. La figlia, dopo questo, perché l'aveva visto scomparire, non aveva avuto più notizie, cadde in depressione e a un certo punto si suicidò. La mia Sta domanda parlando il è: pirata, fa. Mamma mia. che cosa richiama tutta questa attenzione, richiama la leggenda? Che cos'è che fa scattare questo mistero intorno a questa casa? Perché io la percepisco come una casa amica, ma non lo so. Siamo qui per questo, ragazzi. Dimmi sta bene. Qualsiasi cosa sentirete, vi prego di dirmela, perché credo di avere abbastanza esperienza per poter semplicemente dirvi come affrontarla, non la soluzione. Perché in generale si può avere un fenomeno del genere, l'anima non ha avuto il tempo di fare il suo percorso, è rimasta una dimensione di mezzo o a custodia di qualcosa. Che cosa ne pensate voi?
Io mi sto cagando addosso. Diciamo che la paura a volte ci aiuta ad essere più svegli. È roba che non dobbiamo dormire, praticamente. No, l'obiettivo non è dormire. L'obiettivo della telecamera è un altro, però l'obiettivo, voglio dire, se mi viene sonno, No, non ti dette queste cose non Non ti mi verrà può- sonno. Ovviamente no, Non credo proprio. ovviamente. E siamo qui per questo. Per non dormire. E per vivere questa esperienza. Siamo appena all'inizio della notte. Ancora non abbiamo passato quel limite. Che è? Oh raga, un rumore. Ragazzi, vado a dare un'occhiata perché per me non c'è niente. Secondo me Sicura? Se qualcuno viene con me però. Non ci pensare. Vieni Pirata, vieni, Vai, Pirata, vai. vieni. ciao. Poi raga, siamo tornati. Ragazzi, tutto tranquillo, era solo la polizia. Buono. Solo la Lato polizia ci ha che tra- significa? No, ci ha tranquillizzato che non c'è niente di lì. Adesso. Adesso. Però ci ha raccontato una storia abbastanza inquietante sopra questa villa. Ovvero che negli anni 80 qui dentro ci sono stati 3 omicidi. Alla faccia. Quindi ragazzi, 40 anni. era come dicevo io, ci sono più spiriti. Sì, vabbè, qua stiamo parlando, però stiamo sentendo rumore. Non c'è niente, però. Chi va a vedere mo? No, non è che manco ogni volta che c'è un rumore, cade la pigna, vado a vedere. Anche perché tutti quelli che si separano nei film horror non ci tornano. Ma non rompete i coglioni. Stiamo tutti adesso insieme. no. No, di me, però aspetta, dai. Stando in un posto di natura, siamo noi quelli che so di più. Quindi sono animali, bestie. Vabbè, quindi tu stai bene. Vabbè, tu sei in tuo habitat, compagno. Esatto. Ecco perché non sento niente. A prescindere da queste cose non ci credo, Pirata. Ah no? No. Veramente? No, io ci credo che Ti dopo vuoi fare un giro 4 dentro? bonghi e sparli, però. Ti vuoi fare un giro dentro con me? Ma non ci credo, ma non faccio neanche attività fisica comunque. Cioè, Ah, nel senso, non è. non ci vuoi venire dentro con me? Eh? Ma no, se stiamo bene qua, amici, cose. Ma che cazzo li conosci questi? Però diciamo, va. Perché non mangiamo? Hai fame? Eh? Non è che ho fame, è ora di cena, penso, no? Anche se Sì? il telefonino è spento, quindi l'ora non la vedo da quando l'ho spento. Beh, c'è l'orologio. Eh? C'è l'orologio. È però. collegato al telefonino. Ho capito, ma non è che se spegni il telefonino È poi scuro, non va. È scuro. no. È scuro. Se non lo collego al telefonino è spento. I gadget orribili degli anni 2020. Stavamo meglio negli anni 90. Esatto. Quando c'erano gli omicidi. Si spegne il telefono. Il telefono non può più vedere l'ora. Agnu, però Di non vorrei nuovo. dire. Ma dove Agno? Per rotti i coglioni. Questo lato sto Basta buttare le pietre, ne? Dici Io che canto sono pietre? Agnu, io ho fatto le radici qua, guarda. No, Non ci aspetta. posso più andare. Giuseppe, voglio capire, ma hai detto della fame, eccetera, eccetera, per cambiare argomento? No, non so, non voglio No, hai cambiare. cambiato posizione, hai messo la mano sui fianchi. Ha tirato dentro la pancia. È Se vero. Io non mi posso spostare di parola. Ma lo sai, hai cambiato anche colore in viso. Non mi no, perché prima È c'ho la luce. buttato il faro di San Siro. Mamma, falene. Vabbè dai, ad aprile quando la mamma ti compra l'altro uovo di Pasqua lo trovi. Falene. Vabbè dai, sono farfalline, dai. Ma io ho perso l'anello. Ma veramente. Eccolo, guarda. Sta all'acqua. Quello... E mica quello veramente non aveva visto quello. No, quello era poi l'occhiello veramente. del telo. Lo Non lo so, idiota, lo so. dopo te ne sei accorto. Punta di là la torcia. Punta? Minchia, sta a te! Ma ho paura. Vabbè, quindi Quindi l'acqua.
quindi mangiamo. Ancora? Puoi pensare sempre solo No, una cosa. però non me la buttare in faccia. Non ti vedono, sono... Ma che se stanno 4 che me la stanno puntando. Ma mi metto più lontano, così non senti il peso del faro. È vuota. E devi prendere l'altra. Non ho idea, ve ne ho data una ciascuno. Però sta tenendo il fuoco. Ha cambiato vento però. Si era seduto lì. Non cambia nulla. Beh, cambia vento. A parte... Comunque prima, a parte veramente le cose, prima però. quando sono tornato vicino alla macchina a prendere lo zaino, ho sentito un freddo assurdo. Sono passato dalla casa, veramente ho sentito proprio un gelo. È stato Interessante, ragazzi. Si è spostati tutti. Sì, perché la Però tu hai acceso il fuoco, poi la lasci in mano agli altri, non vorrei dire. Allora raga, facciamo una cosa seria però, veramente. Addio, abbiamo scelto. Qualcuno... Tu No, col serio? no, però veramente ci pensavo. Tipo, sai, no, magari quando stai a casa con gli amici comunque racconti le cose. Ognuno di noi, ovviamente, chi l'ha vissuta, una cosa nella vita seriamente spaventosa, ma anche magari spaventosa che fa ridere. Inizio io. Sì. Tanto finisce la luce. Aspetta, Ero che cosa, piccolo che e cosa? comprai per la prima volta lo specchio, ma gli ho cagato sopra. Dai, Allora te l'ho raccontato. Vabbè, allora. Aspetta, qual è la domanda? la domanda... La domanda è: raccontiamo o no una storia che ci ha fatto veramente paura? Ma veramente? Io ce l'ho. Oh, Se siamo già in due, io l'ho già raccontata. Io ho più di una. Hai una farfalla che ti... io una urgentissima. Io una urgentissima, appena è arrivata la polizia. Oh. Togliti. Pensa tu di una farfalla, fosse stato altro. Ragazzi, ma che cosa? È tornata, vedi? La paura ritorna. ragazzi. Luce blu. Ritorna. Luci blu. Vuol dire corri. Ti manca? No, vabbè. No, finita. Che luci? Ecco. Io non vedo niente. Ma stava veramente la luce blu? Sì. Mi sembravi convinta di voler andare, adesso... Madonna, però tu sembri... Aspetta, là sta una luce rossa. Mo rossa. La rossa già. È il semaforo. E allora fermi. È vero. Allora, Ci se conviene. ci dobbiamo muovere, ci Ci muoviamo conviene. tutti insieme, se no non ci muoviamo. Andiamo. Ma se è vero che nei film horror muore sempre quello che va solo, vai. Per favore. Di là, faccia grande. Dai, facciamo il contrario, Giuseppe, aspetta qui da solo, torniamo subito. Ti può dare la grande di questa, così vedo meglio. Dove andiamo? Dove stiamo andando? Di qua, ragazzi, mi è sembrato di vederlo di qua. Scusa, qua erano. Attacchi di panico. Infatti li venite veramente, tranquilla. Era da qui a dietro. Di qui dietro. Oh, devi spingere. Niente? Nessuno? Chi va là? Cioè, qua abbiamo i panini. Non ci separiamo e siamo gruppo unico. Io ho un Come funziona bastone da questo? 20 metri in mano. Davi. Venite, venite. Dai, a me. Eravate curiosi? No, cambiate idea. Marta, vieni, ma. Vieni, no. Io voglio l'acqua. Acqua. In tutto questo voglio l'acqua. Sì, Dammi, perché che tante sto luci riprendendo. insieme fanno Dammi luce. questo. quindi- Giulia se l'è presa con Adam. Siamo tutti? Non lo so, Adam. Ci siamo tutti, 1, 2, 3. Sicuro che non vuoi rimanere? 8. Ma quanti eravamo in tutto? Scusate, non siamo mai contati. Allora, ognuno tenga la mano del compagno e se la perde. Io ho tutte e due le mani occupate, mi dispiace. Non manca nessuno, vero? Madonna. Ma dove stiamo andando? Scusa, Pirata. Per l'illustrazione. Per l'illustrazione perché? Beh, mastica bro. Vedi che non capiscono il brindisino, sa? Mastica bro che è italiano. E vieni. Dai, chi manca? Tutti. Ci siede? Cosa? Mi sentono anche i cani comunque.
No, vabbè, mi sta flash io, no? Di qua. Boh. Non so dove, guarda, non è che c'erano pozzi in giro, no? Attenzione a quel pozzo più che altro. Che pozzo? Quello là che sto illuminando. Ah, madonna. Saluti. Gesù santo. Ma non Quindi attenzione che là mi sa che c'è un buco, fate attenzione. Qua c'è la gente, non i buchi. Altro i buchi. No, vabbè, pure la luce blu, no? Mi sta flash io. No, anche io l'ho vista la luce blu. Vedete a me il bastone? Andiamo troppo a base. Dobbiamo... Io mai scapperò. Muerti di mambala, quanto ha fatto sbagliare. Allora devi tornare. Che coglione. Voglio vedere a me il bastone. No, lo so usare meglio io. Tu usa la luce per illuminare, io colpisco, non ti preoccupare. Ma... Ma? Vabbè, sta luce praticamente non serve a niente, al massimo posso fare così. Manca qualcuno! Raga, manca qualcuno! Manca uno, due. Quello pelato c'è. Sì. Oh, l'amico tuo! Mi sa che manca proprio spinnato. Tu. Fabio. È vero, Fabio! Io ho detto mi raccomando attento al pozzo, spero che non Nel pozzo. No, fate gli scherzi, non è vero. Vabbè, penso che avremo... Sei dentro il No, pozzo. cosa ci siamo messi? Boh, non lo so. Abbiamo perso un compagneros. Oh raga, io ho sentito qualcosa dalla... lontane, guarda. In ogni caso non è roba buona. Cioè, bella. Vado di nuovo la luce blu! Oh Gesù! Sto infartando. Ma non è che viene dalla vecchia chiesa? Io sento il cuore a 1000. No, 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 no. Dalla vecchia chiesa viene, ragazzi. Dalla vecchia chiesa? Sempre Avete dato bello. una luce di merda. Ma perché Persona no? di merda, amici di merda. Sto parlando lui. Ovviamente qua dentro contro di me. Il buco lì, cos'è? Ma quindi Attenti, il attenti. Cosa ha avuto? Fabio. La vecchia cantina. Ah! Se ci sei, batti un colpo. Compa, ma nel pozzo? Non andare là, non sappiamo come cosa c'è. E che cazzo c'è? No, in caso sono voragini sotto. Oh, questa è la chiesa? No, questa è un'altra stalla, credo. Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7. Ma chi è che ha avuto l'idea di venire qui? La mamma vero? La mamma? Vieni. Questa è la chiesa, ragazzi. Questa è la chiesa. Questa è la chiesa sconsacrata, vedi? Scusate. Che significa? Ah, c'è pure il simbolo dei templari. Ah. Oh, anche una svastica alternativa. Senti. Elicottero. No. Lo senti? Senti. Fabio. Che cazzo fai? Oh mado. Avere l'ansia. Non possiamo tornare indietro. Vuoi tornare indietro? Sì. No. Ma perché c'è veramente tipo una gallina? No, Perché una gallina? nulla.
Ah, ok, no, tranquillo, non è gallina. Tutto a posto allora. Hai sentito? Si sento forte. Si vede niente. La luce blu. Ah, vedi là. Togli le torce. Là. Vado! Non la vedo. Là, non sta più. Togliete le luci. No, non c'è più. Togliete le luci, illuminarti questi. Guarda. Vedi. Raga. Non si vede niente. Togli la luce. Ma poi non si vede. Togliete le torce da là. Sono insetto sul muro. Vedi che sta ancora. Non riesco a farlo vedere. Vabbè, se non prende, non prende. Oh, un altro rumore. Ma non si può. Sto scemo di merda. Di andare. Ma no, è stato lui. Qua non sei stato tu. E come cazzo? Non stomaco. Su lì mangiavo lo panino. Questa è stata tu però. Allontanati, scusa, che è allergica alla merda. Oh madonna santa! Cristo, aiutami. Che hai visto? Che hai visto? Ogni forse l'ho preso. Ma cosa avete visto, scusa? Non lo so, Io proviamo a come riguardare. vi ho La detto, finestra è uscita una persona. io non ho il dono del vedere, io li sento, ma non li vedo. Poi te lo faccio vedere. Visto? No, io non l'ho visto. Ma Fabio, va io? Quello si è avventuriero in tutto questo e poi fa le Di Fabio mi è sfuggito un attimo di mano, ma Vabbè, se dobbiamo fare? Raga, la porta. Si muoverà la porta, raga. Ma se proviamo a salire? Ma non è che Fabio. Cosa migliore da fare? Proviamo a salire. Entriamo? No. Forse da giù. Oh madonna santa. Ogni idea che stiamo dando fastidio a qualcuno, Forse stiamo dando fastidio a qualcuno, se ci allontaniamo forse è meglio. Entriamo? Entriamo, ti ho detto stiamo qua fuori, stiamo dando fastidio. Io dico Entriamo, facciamo vediamo pure te. Non voglio entrare. No. Mi sto infartando. Si è fatta. Moriamo tutti. E non vedo. Da qua no. No, qua no. Da qua. Dobbiamo provare? Ci siamo tutti. Tranne Fabio, intendo. Oh madonna, Fabio. Sa. continuiamo a fare il giro, dai, magari, no? Sa. Non è. Ah, eccola. Qual è la porta che... Non è sta... Secondo me è Fabio che ci sta Fabio, prendendo il culo. Conoscendo Fabio non sarebbe entrato neanche. Madonna, Ma infatti non credo sarebbe... qualcuno l'ha portato. Fabio secondo me sta dormendo alla grande in macchina, stiamo tutti a fare in culo. Quello che sento lo potete sentire, se vedete qualcosa ditemelo perché non vedo. Ma hai visto? Oh, forse l'ho preso. Forse ho preso qualcosa. Oh, traumatizzate. Traumatizzate. Fammi vedere un po' con quello. Ok. Che casa però. Questo era il suo balcone, ragazzi. Illuminalo un po'. Vado. Non è la torcia? L'hai visto? L'hai visto? Ma ci sono i topi. Ho paura dei topi.
bagno! Che giosco. Guarda. No, bagno. Io direi di andare a prendere Fabio. Guarda. Oh, io vedo le ombre. Come le ombre? Le ombre là con la finestra quadrata, rettangolare, cosa? No, Le da là luci. vengono. La luce blu. Vedi. Guarda. Oh. Che cosa vogliamo fare? Proviamo a vedere qui giù. Stiamo entrando. Ma questa dovrebbe essere la casa della servitù, non dovrebbe dargli fastidio. Siamo entrati anche prima qua. Ma io non lo sto sentendo, no, ragazzi. Fabio proprio non lo sto sentendo. Non lo sento più. Magno, il mio si sta scaricando, comunque possiamo fare il tuo. Era un sì o un no? Era un ci sono i ragni. Più no che sì. No, siamo su tutti. Perché mi hai detto di andare? Ma sono venuti su Ah, cazzo. Mi sentite col telefonino magari lo c'è. Ok. Non lo volevo dire tutto, però ecco che ho detto sì. Quindi quello? No, volevo soltanto fare come immagine. Guarda dei ragnati nella... Oh! Fabio di merda! Raga! Mimma, vieni. Possiamo usare il telefono tuo? Non c'era il telefono. Come non c'è il telefono? Raga. Non è stato? Sì, che senso sbattere. No! Dove? Cosa? Possiamo usare il telefono tuo? Madonna! Aspettate che vedo. No. Prova a entrare. No, poi mi si cagano veramente, una cosa è certa. Tutti vogliono morire. Positivo. Poi Fabio qua è stato. Che cazzo dici? Papà, si è fermato. Fabio sta là, raga. Dove? Ma togli la luce, compa, guarda com'è buio. Togliete le luci. Guarda. Oh. Dov'è che sta Fabio? Fabio. Basta ci sono le scale. Mimma, stai qui, Mimma. No, che sei qui? Sì, stai qui. Siamo uniti. Amore. Quello muore, è stato una paura questa cosa.
Che cosa avete trovato, ragazzi? Ragazzi, cioè, completamente... Ma quella è la cantina? Cioè... Non fate andare sopra. È infernale sta cosa, guarda. Vediamo. Madonna, c'è una Occhio qua, Magno, attenzione in caso cadete. Oddio. Cosa sta andando? Guarda, scendi. No, che scendi? Sta nella stanza accanto. Quindi sono di qua. Vieni giù. Si attenta. Cioè proprio... Stai cadendo? No. Giuseppe, di là vediamo su questo. No. Non devi guardare quello di sopra, devi guardare questo qua. Oh! Magno, scherzando qua. Siamo di nuovo nella stanza che non è di voi. No, vabbè, in giro... Facciamo nulla, Come facciamo? Scendiamo in cantina. No! Dai! No! Che cazzo è pericoloso? Scendiamo in cantina. Proviamo, tanto pari con quello di perdi tu, vai. Magnuni? Quattro, pari. Magnuni? Andiamo. Non mi lasciate tanto da solo da questa parte, eh? Vieni qua! Vieni qua! Raga, proviamo veramente, no? No, ragazzi, venite voi di qua. No, ti prego, faccio io. Allora, riprendimi veloce. Guarda che se ti spara il giocatore fa bene. Vieni qua. No, destra, voglio... Andiamo. Andiamo. Oh, che paura! Cristiano. I ragni! Io vengo dall'altra parte, ti aggiungo di là. Oh, cos'è per dare una parte? Bob Marley. Ragazzi, sono appena uscito da quella stanzina. Vieni qua. Di là c'è la cantina, ragazzi. Quella volevo vedere io. Cristiano. Dove stai? Oh, la cantina, andiamo. Ciao. Mimma. Vai Giuseppe. Cosa no? Andiamo. Attenzione alle scale, fate... No, una volta. Zitti però, per Sì, ma la non ti mettete Madonna. qua, che sforzo. Vai, prima le donne. Prego allora. Prima le bionde. Vabbè, non ci scendiamo più, Vai. Stato. Vai. Vai, scendi. No, io non ci scendo. Non voglio scendere neanche io. Tu scendi. Magno, ci sta succedendo, Magno? Dobbiamo trovare Fabio. Oh, yes, dentro. Yes, non sappiamo ci mantieni. Madonna. Ma non vorrei veramente che qualcuno sta carico. Infatti io direi di uscire subito, prima di mo'. Veloci. Ora, Ma è impossibile che Fabio. No, ma te lo giuro su Dio, è impossibile che Fabio, perché quello là se ne devono stare da solo pure in bagno al lavoro. E tra l'altro se non è Fabio, quello non sta neanche là. Pirata, Cristiano. qua dentro si può fare, chiede la signora. Ormai non intercedo più, ragazzi. Oh, raga, ma solo io ho il
quanto pare, se... Cristian, stai ancora lì? Fabio. Che c'è, Cristian? Cristian, che è successo? Cristian? Che è successo? Che è successo? Non so, qualcosa mi ha Che dove l'hai preso? E non lo so se è uscito qualcosa, ragazzi. Dobbiamo vederlo dopo. Andiamo, usciamo di qua. Usciamo di qua. No, è meglio se forse se usciamo, ragazzi. Andiamo a vedere se è così tanto. Fermatevi, non disperdiamoci, ragazzi, non ci disperdiamo. Siamo tutti? Te ne Fabio. 6, 7, 8. Cristian, ci sei? Sì. Siamo 3 anni fa. Quindi eravamo 9. No, eravamo 8. 1, 2, No, perché ora siamo 8. 5, 6, 7, 8. Con Fabio siamo 9. Io sto No, sudando. mo siamo 9. Oh, no, siamo 8. Vabbè. Facciamo a fare? Oh, di nuovo la luce blu. Ma qua giù? Sì. Avete sentito? Sì. L'avete sentito? Sì. Non è che mo crolla. Col cappello. Oh, andiamo. Ragazzi, ditemi quello che accade alle mie spalle perché io devo riprendere voi. C'è una pianta. Questo mi consolo perché la tensione negli ultimi minuti... Vieni qua. E la pianta serve. Che vuoi? Niente. Scusate, ma la leggenda che diceva? No. Che qui c'è un tormento continuo. Sì, ma perché un uomo se abbiamo parlato Dai di ancora che donna? fa mia. Perché? Ragazzi, più omicidi ci sono... Ho paura. Dall'altra parte ho sentito rumore. Pure io. Vabbè, me. Andiamocene. Sì, è Fabio. Fabio sta facendo guardare a parte. Sì, è da poco. Ah! Ti ha colpito? No. Stiamo dimostrando che al contrario degli horror non scappiamo. Siamo anche stupidi. Ragazzi, non possiamo scappare. Perché? A parte dove cazzo andiamo? Abbiamo macchine, auto. No, là c'è l'altra gente. Ho capito, prendiamo le macchine e andiamo, no? E lasciamo Fabio. E lasciamo Fabio, ormai è andato. Come è andato? Questo è mio. Grazie. Vedete che il fuoco si sta spegnendo, andiamo al fuoco, Fabio, quando cazzo vuole Uno sei. sta là, no? Perché l'hanno visto due persone? Perché hai visto due persone? Andiamo a farti schifo. Andiamo. Andiamo al fuoco, ragazzi.
Fabio. Fa. Raga, il fuoco ti sta spegnendo, Fabio, non fare il coglione, fa. Mi metti un po' di legna. Ho detto che il fuoco si sta spegnendo. Raga, ma Fabio? Fabio. Ma dov'è Fabio, raga? Fabio si diverte a fare gli scherzi Ma- e poi è il contesto giusto, ovviamente. Ma Mariella? Raga, È il contesto giusto, eh? Raga, Mariella? Scusate, ci contiamo per. Scusate, ci contiamo per favore, Magno. Raga, Mariella non vedo più. Stava vicino a te, ma. No, come sta vicino a me? Io stavo avanti, non stava come stavo dietro di te. Raga, siamo 1, 2, 3, manca Mariella e Fabio. Eravamo. Io la devo andare a cercare. Prima eravamo. Aspetta. Calmi, perché mo non ci muoviamo da Raga, aspetta. Non facciamo cazzate. Allora io mi sono rotto le palle. O chiamiamo i carabinieri, o chiamiamo la polizia, chiamiamo qualcuno. Io non mi muovo da qua. Non facciamo. Raga, vi ricordo che non possiamo chiamare. Siamo senza simbolo. Davanti alla casa, eravamo. Ragazze, aspettate, non ci muoviamo da sole. Innanzitutto stiamo senza SIM nei cellulari. Ho capito, la Andiamo a telefonata. Scusa, prenderle. aspetta. E tu hai le chiavi? Scusate, posso? La telefonata la possiamo fare anche senza SIM. Se dobbiamo chiamare carabinieri, polizia. Ok, Ok? sì, Funziona anche Certo, senza SIM? funziona, sì. A meno che c'è campo. Prova. Io ce l'ho Che numero è? 112? Oh, mo stava 113. 112. Hai fatto... Dove cavolo? E mancava quello. Prova, pure tu. Ma Sto pure senza campo, a porca me non puttana. prende. A me non prende. Quando mai? Vieni qua per favore. Non prende, raga. Non vi allontanate, ragazzi. Ma i non- vostri... Vedete i vostri cellulari? Non prende, per favore? stiamo nel Wyoming. Non prende. A me scarico e non prende. Aspetta, no. Vedi il tuo? Non prende. Raga, è inutile che ci muoviamo però. E allora andiamo a prendere le macchine, andiamo con... Senti... Qualcosa Giuseppe, deve essere... qua- E se con la caduta? macchina dobbiamo andare. Che costa il po'? Ragazzi, se vi muovete, comunque qualcuno deve restare qui. No, innanzitutto non ci si muove da soli prima di tutto. No, assolutamente no. Le Ma chiavi al- due potete mettere un po' di legna sul fuoco, per Le favore? chiavi di... Che me ne frega della Le Lega? chiavi- Io mi trovo Se rimane, ma se rimane al senza buio, fuoco ci è fottiamo un anche problema. noi. Allora, con tutto il rispetto per la mamma, però manca anche Fabio, Le chiavi chi ce le ha? Ce l'ho io un paio di chiavi, però l'altra ce l'aveva la mamma tua, no? Sì. Le chiavi della macchina tua ce le hai tu? Vedi le zaini. Le chiavi della macchina mia? No, non ce le ho io. E che cazzo ce l'ha? Facciamo una cosa, scusate un attimo, allora facciamo una cosa, scusate. Lo so che non ci possiamo separare, però se ce ne andiamo tutti insieme e torniamo qua non sappiamo più il fuoco come sta. Facciamo una cosa. Vabbè, Andate voi. sì. Non lo so, decidete voi chi deve andare. Io devo Un trovare... ragazzo qua deve rimanere, rimaniamo io. Vado dalla macchina. Andate voi due, ok? Io sto Io vengo con voi. Ok, andate voi due. Andate voi tre. Due Occhio alle Mi ragazze. raccomando. Stai attento. E non vi allontanate da qui. Non vi allontanate da qua. No, compa, ci penso io, vai. Vai. Mi raccomando. Raga, con la torcia in modo che vi possiamo vedere da lontano che è tutto a posto. E non ci mettete a stare, raga, non ci costringete a venire. Io cerco le chiavi di mamma. Dove stanno? Ce l'aveva lei. Fabio ce l'aveva lei mie, Cristiano Sì. non male ce l'aveva le sue. Le chiavi della sua macchina ce l'aveva lei, è Ce l'aveva vero. lei. Ce l'aveva lei quando ci ha portato l'acqua. Non è possibile. Ho detto io, non ci allontaniamo, che cazzo siamo andati a fare nella casa? Nella casa, l'esperienza nella casa. Ho paura. Non voglio andare a fare. Cerca le chiavi da essere dimenticato, lasciati nello zaino. Ragazzi, comunque credo ce l'avesse lei le chiavi, eh. Ce l'aveva lei, ha preso l'acqua, ce l'aveva lei. Ah. Il telefono non prende, senza chiave della macchina, come cazzo torniamo qua?
Aspettiamo gli Lascia altri. un po' di legna per Aspettiamo gli fuoco. altri e vediamo, ragazzi. Possiamo solo un attimo restare calmi, aspettiamo gli altri. Non so cos'altro dirvi. Cazzo di luce. Dai, dacci la mano con la legna, con sto telefono, ho capito le riprese, dacci la mano con la legna. Dobbiamo riprendere tutto, Mandrake. Ma perché non L'ultima volta che l'avevi vista quando è stata? Ce l'avevo vicino Ce l'ave- Marti, l'avevo dietro Marti. E io ce l'avevo a fianco. Mamma stava dietro a me, non stava vicino. Stava con Fabio, erano gli ultimi del gruppo? No, Fabio se ne cioè, non l'abbiamo già. Non lo trovavamo già. Raga, vedo un'ombra. Raga, è Giulia. Giulia, giù! Giulia. Da sola? Cristiano? Giù, Cristiano. E... Perché mi hai messo la mano sul telefono? Così me l'hai spento. Giù, dove sta mamma? Cosa hai visto? Cosa è successo? Dove stanno gli altri? Per favore, rispondi. Non vi Giulia. caga, è in trance. Non ce È la fa. successo qualcosa per stare così? Giù. Giulia. Giù. Giulia. Dove sono gli altri ragazzi, Giulia? Non muovetevi dal fuoco. Ha parlato, che ha detto? Che ha detto? Giulia. Dove sono gli altri? Il fuoco vi protegge. Giù, grida, giù, non capiamo che cosa sta dicendo. Il fuoco? Giù. Giù, guardami, Giù. parla. Raga, io non l'ho mai vista così. Togli il telefono per favore, ci dai una mano. Togli quel telefono per favore. Lo sai che devo documentare tutto. Ho capito, pure questo dobbiamo documentare. Stanno succedendo... Devo documentare, lo sai. Non me serve ne frega solo a niente noi. che devono venire a sapere gli altri. Serve per la polizia. Perché secondo Qui me ci- usciamo vivi da qua. Qui c'è qualcosa che non mi torna, Mandrake. Giù. Giulia. Cosa è successo? Hai visto? Giulia, mamma? ti prego, dove sono gli altri due ragazzi? Giù. Non muovetevi dal fuoco, il fuoco vi protegge. Oh. Da chi? Da cosa? Giù. Giù. Oh. Giù. È successo Lascia, qualcosa? non toccatela ragazzi quando è in trance, non toccatela. Sì, ma non è normale. Non so che cazzo. Giulia, dove sono gli altri due ragazzi? Ti prego, rispondi, Giulia. Tu sai chi sono. Credo di sì. Dove sono gli altri ragazzi? Non muovetevi dal fuoco, il fuoco vi protegge. Siamo in pericolo? Giulia, ci stai spaventando di più, eh? Giulia, mamma, dov'è? Per favore, aiutaci. Che cosa è successo? Dove sono gli altri? Dobbiamo andare a cercarli, non possiamo rimanere qui. Non muovetevi dal fuoco, il fuoco vi protegge. Da chi, Giulia? Io credo di sapere chi sei. Da lui. Oh, Marti, ma qua sta registrando. Sì, mi stai registrando che dobbiamo prendere 5 minuti e me ne vado. Che poi sembra 5 minuti e ce ne andiamo. Perfetto. 5 minuti e ce ne andiamo, io non rimango qua. Giulia, Non allontanatevi dal fuoco. Non ho capito, che ha detto? non allontanarsi dal fuoco. Giulia, dove sono gli altri ragazzi?
Non te lo dice, è in trance, 5 minuti e ce ne andiamo, non aspetto amleti, non aspetto chiese, non aspetto... Compà, non te ne potremo uscire. Dove sta mamma? Giù. Cristiani. Ce ne andiamo, perché dobbiamo sparire nel 7? Perché dobbiamo sparire in 8? Sono al sicuro. Io non la capisco se parla così, non la capisco. Sei tu il mago, lo stregone, che cazzo sei, non lo so. Non capisco. Non posso fare granché, se non al massimo darvi qualche amuleto per il prossimo... Non ce ne facciamo niente dell'amuleto, in questo momento serve la benzina, Dell'amuleto la non macchina. ne fate niente se vi allontanate dal fuoco, lui vi prenderà. E che dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Lui chi? C'è qualcuno? Hai visto qualcosa? Giulia, tu sai dove sono gli altri ragazzi? Allora? Giù, Giulia, ti prego, aiutaci. Hai visto qualcosa? Hai visto qualcuno? Giù. Gli altri sono al sicuro. Dove stanno? Nella casa, nella chiesa? Dove stanno? In macchina? Dove stanno? Possiamo andare a vedere? È pericoloso. Giulia, Chi siete c'è? andati in Posso tre. parlare? Siete Chi andati c'è? Scusami, chi c'è? C'è qualcuno? Io me ne parlo da solo. Siete andati in 3, Giulia, ti prego, dimmi qualcosa. Dove sono? Adesso basta, Giulio, ci devi aiutare, non ce la faccio più. Tu solo sai dove può essere mamma, dove possono essere gli altri due che sono venuti con te. Mi devi dire che cosa è Giulia, successo. dove sono gli altri? Giù, rispondi. Giulia, dove sono gli altri ragazzi? Andiamocene. Andiamocene. Fammi provare. Giulia, dove sono gli altri ragazzi? Siete andati in 3. Dove sono? Cosa c'è? Sono al sicuro. Tu sai dove sono? Cosa significa che sono al sicuro? Perché non ci dobbiamo allontanare dal fuoco, Giulia? Perché sennò lui vi prende. Chi è? Lui chi? Lui chi? Lui. Giulia, non dovremmo allontanarci dal fuoco. Non possiamo restare sempre qui. Giù, per favore. Giulia. Mi chiedi se sono morti? Giulia, dove sono gli altri ragazzi? Li hai messi al sicuro, sì. Cosa vuol dire? Dimmi se sono morti. Non sono morti, non sono vivi, sono al sicuro. Che risposta è? Che cazzo di risposta è? Sono morti o sono vivi? Giù. Martina! Giulia! Dov'è Giulia? Martina! Via dalla mia casa. Cazzo! Cosa sta succedendo qua? Giulia! Mimma! Mandra, che è successo? Mimma, Mandra. Mimma, dove sta, Mandra?